Non è tanto la strada, quella curva, a essere pericolosa, ad aver causato la tragedia di Godega di Sant'Urbano, dove nella notte tra sabato e domenica lungo via Cordignano hanno perso la vita 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni, è stata quasi certamente l'alta velocità e occorre mettere in campo tutte le misure consentite dal codice della strada per far sollevare agli automobilisti il piede dall'acceleratore. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Operativo Viabilità convocata dal prefetto Angelo Sidoti su input di Ministero dell'Interno e Servizio Centrale della Polizia Stradale. La dinamica dell'incidente, a mio avviso, è che causa determinante sia l'eccesso di velocità in quel caso specifico e quindi si deve andare a influire su quella causa. Noi andremo a implementare quella che è la segnaletica in quel tratto anche con delle zigrinature nella strada, in modo, oltre alla segnaletica verticale, di avere anche una segnaletica orizzontale adeguata, però anche la velocità insomma ha la sua parte, quindi colgo l'occasione per rinnovare l'invito a rispettare il limite di velocità. Sono sicura che questa ulteriore implementazione della segnaletica sarà insomma efficace e sufficiente a scongiurare in futuro nuovi episodi, nuove fuoriuscite. Noi proseguiremo con le nostre campagne di sensibilizzazione in sinergia, provincia, ULS, progetti già in atto, cercando di potenziarli nella speranza che evitino nel futuro queste tragedie. Ma i tavoli tecnici, gli eventi, le iniziative tra gli studenti si susseguono eppure i numeri dei decessi in strada aumentano e il 2022 rischia di chiudersi con un bilancio in drammatica crescita. Occorre che siano i conducenti a modificare i loro comportamenti, rendendosi consapevoli dei rischi che imprudenza e distrazione comportano. Il mio appello è quello di non sentirsi invincibili. Basta un attimo, una distrazione. Non succede solo agli altri, può succedere a noi stessi. E quindi è moderare la velocità, prudenza alla guida e attenzione, massima attenzione, perché quest'ultimo tragico fatto ci dà la sensazione di quello che può succedere in qualsiasi momento.